Caterina in Tanagusta, prima che venne mia nipote, Caterina. Andate a tagliarsi San Filippo. La prima volta a mano manca. Venite qua. Andate c'è uno che ha sentito i robbi mascherato. La vedete qua? Ci buttate sti robbi. Gli è per facile dare i miei, che si della saità. Per ruonare.
paura, Marco. Come può leggere, ma carità? Non dici di più, non ho paura. Ma stiamo non mi tocca. Io non mi metti mai in fuoco. Io, cioè, si in questa casa per Ginetta. Io così non voglio. Che come sta toccando? Una mano come mi sento a spalla, non può fare, io non può fare. Io lo vedete? A mio un dito d'incontro, caro, non l'ha visto mai nudo. Mamma mia, che manazzo d'auro che ha. Magari inizio da fritto molto chiaro. Gesù Cristo non ti brucia, non ti brucia. Ossia non bestemmia. Cosa bestemmia? Io sei la tua, la Madonna è la supplicante che mi ha visto ragionare. Voi siete tutta scorponerusa. Aspetta che mi sembra mano in fuoco. Ti chiamavo sicurissimo. Ma ti voglio proprio scattare, per dare la concene là. Non potete parlare. Che mia moglie ti vuole scansare, io un mio amore. Io sono messo in tasca un petto. Che brucio io! La signora mi vuole a confessare davanti a Dio, la Madonna, a San Pietro, a San Paolo, a San Giovanni, che vuole? Ma dice che devo fuori, lo faccio. Tu che mi c'è, dai. Non voglio niente. Tu c'è. Non voglio. Sì c'è. Non voglio, ma. 500. Possiamo più. Non l'hai. Non l'hai, ma che ci stai facendo le posizioni? Che come ce ne dare in me? Che speravo che ci è ancora, e voluto tutto che tu vuoi. Andato da voi spicciato. Ma stiamo non vuoi. Che ci stai caspetto, se tu sai, ma ci vuoi dire, sì, no, ma. Ci stai vieni. Gesù, Giuseppe e Maria. Mascherato. Così mi c'ha carico. Mascherato tu. La mascherato tu. Mascherato tu. Che cosa inviava succedere ancora? Oh, io scusavo già che buttare mia moglie. Maria Santissima, disgraziato. Mamma morta, scazza. Ti sto venuto quasi. Io stavo fare. Poi. Amici. Amici. Cosa? Ossia non mi conosci, sogno la levatrice. Signore, non saremo da tutto, non fa tutto matto, E usaccio e chiedo il tuo sogno dove sia, e aprite. Tenia. E 5 minuti sono, dai, non mi riapri. Come? Faccio le facce. Ma per scusare, sogno la nuova levatrice del paese. Ma veramente non avevo troppo sogno, tanto vero. Non dico che vostro potesse avere due sogni mia, però sapete dov'è? Non a me. Ci mancava sta ora, ci mancava. Veramente padre, il fatto saresti un altro. Siccome sono scema per andare a destra un parto per favore, e ti usavo con uno spiccio, ti è fitta aspettavo non solo io, ma loro tutti so parenti. Non lo sono un bacio, a questa notte devo farlo destra faccia. Ma vuole dire lei, ci sta soltanto. Cinciasi. Se non ci sa. Non cinciasi? Veramente padre, Giulia di Rionda. Luca oggi non salivo più di ogni quaresima. Oh, e che ne sai? E come che lo sapete? Ieri non pensavo l'ultimo giorno del mio E allora? io passo a posto di Luca, in modo di non avere la coscienza. E allora? Ma ieri sera, padre, dopo tanto tempo, non andai al veglione di carnevale. Sempre. E pure un compito un pezzo di giovane, più o meno della sua struttura. Vestito turco, una maschera unira e più unira e satonica. E come parlava pace, non lasciava nulla in pace. Manca a mia pace. Ossia, non so se non esce, non la capisci. Io veramente non ne capisco niente. Sapete, Giulia di Rionda, dopo che non dovete morire il canale, io penso, guarda, che sarebbe
devi cominciare alla nostra comunicazione. Io sapevo che Cavicchia, ma scherzo sia? No, mi c'è, già che sono cosa serie. Io sapete lascio. Che dite c'ho messo? Una buona marito. Un canorecci! Che me la stavo solo sconsolata. Che nella mozzona. Per caso ne capo da capisausu? Un altro? No, basta, basta. Ormai come destino visto, basta che bravo destino! Ma lei conosce c'è scontorata che capo da con lei! Tu sai, basta che mi potevo sapere quanto sconto? Un anno. E come morì? Chi forse? Ma morì? Un secondo basta? 7 mesi. E come morì? Chi forse? Che un terzo basta? Un faccio un mese. Pure io che forse? No. C'è una grana. Perché non sono le manciare e io non volevo come serviale. No, lasciami che come la mia non ce n'è. E meno male, perché se ci fosse qualche nausea, ci fosse un campo d'antichino. Basta, vuole delle stesse messe? Sì, vuole. E ignora io visse, no, dico. Come non dici? Che non so mio marito. Cosa dire che non è bambino? Il suo vestito? Un'occasione. Ma questo? Sapete cos'è? Ma volentieri, Ah, senza mucchiere possia. Che ancora, se scansate per carità, non mi fa bene già con l'occhio sotto l'aria. Maladato tu, a portiere non l'hai qua, ieri un scansa se viene nel remoto l'ossa a tutti i discorsi. lei, che mi rappresenta? Prima dici che non è maritato, e invece lo è. Se vesto di bambino, senza essere bambino. Ma se non sapete lei, chi? Di che cosa è? Come sei? Signora, io quello che non ascolto, mi ha fatto che non faccio, io sono ministro da camicia, che sto bene a casa di me, se mi sciasca più, ti è accusato come ci finisce, a mia e pure a lei. A mia! A mia! Come ci finisce a te? C'ha tutta la casa per un parrino e trova uno vestito da parrino che non è parrino. Ma dici che non è maritato e poi mi dici che è una cucchiere pericolosa. Da sta faccenda, pace. Ci voglio vedere chiaro. Si venga! Ecco! Di Mazzao!
manuale. Sì. Come vuoi andare a fare? Sei signora. Che non andavo a campagna. In campagna, dimmi proprio. Dimmi proprio. Niente, domani se ne va. Tu, Sei signora. io però come faccio? Come faccio ora? Come faccio? Ah, mia mamma. Anche se non sfortunato, guarda, ma non mi metto ma cosa vuoi? Tipo io, tenete, ma ti ho cazzo la pietra, E che fa? Trovo facile, ma come vogliamo? io però come faccio? Che ti faccio questi soldi? Ah, mia rosa, ah, bossi! Oh, non ci posso per testa, devo stare sulle mascherate, dove si andava io. Sono così. Io sono te, non sono chiede. Io questo cielo. Ma non ero tu, no? E pure tu sai, non ci niente, fa paura, dico io. Ah, poi come disse che se mi ero in campagna, tipo di roba, come disse? Potesse una femmina. Una femmina. Sì. Ma era una volta un'aspettata. Anzi, dopo che mi fece tanto domani, mi disse che portati fino a casa? Una maschera di quelle turche. A sciomence arrivava a casa. E poi disse, lui è, chi è il vostro padrone? Io lo conosco a quello della quinta cosa. Datemi il vostro indirizzo, casomai il vestito mi lo faccia ricardare lì e non ci vedo un diritto. E poi ci basta un indirizzo. Sì. Ma siete una mala, siete una bestia, un pezzo Ecco come noi, sono io bestia, imbecille, non vale. non basta scarno io, bambino. Reverendo Palazzotto. Ah, già, sì, è vero. Non è così, scusa. Non si ricorda di me? Guarda di averla mai vista. Come? Io sono la negra che lei questa notte ha fatto ballare tanto, fino a farmi venire un forte capogiro. Ah, che serata, che baldoria, che baldoria. Scusi, a lei tu ci visto questi giorni? I vestiti che ha appena mandato con la sua serva della picca costume, perché erano proprio quelli che lei indossava no? E poi la sagoma, la statura, il modo di muoversi. Ecco i vestiti. Ecco, sono questi. Ma perché prego? Ah, Pramella, le piaceva tanto questa notte per pezzo mio? Si poteva mai immaginare che si trattasse di un prego? Non si rinnega l'abito talare. Ma per lo stesso parlare. Oh, che t'ha fatto? Parlo io. Anzi, parla mio Luigi. Luigi. Chi è qui Luigi? Il mio uomo. Perché sa, Giovanni, quello che mi accompagnava ieri sera al telefone, gli ha raccontato tutto. Anche il fatto dello schiaffo. Quello schiaffo. E quello schiaffo. Ma non si ricorda più. Poverino, che memoria labile. Davvero non ricorda. Non si preoccupi, ci penserà Luigi a farle ritornare la memoria. Ma Canada, ma dicesse che gioco buono, ma Canada, non lo dicessi tu. No, non mi compete questo compito. La taglia, la farà Luigi. Luigi, la taglia. Ma intenzionalità. Più che buone. Ma poi scusi, lei di che cosa si preoccupa? Tanto è un prete. Ma me la prega, me la preghi. Ha voluto Ma per forza il mio fazzoletto. ah già, ho fatto tu. Vedo che comincia a ritornarle la memoria. E si ricorda anche di quel bacio strabiliato. Quel bacio che ha mandato proprio in bestia il mio Luigi.
perché sa, Giovanni gli ha raccontato tutto, ma proprio tutto. E lei per giunta si è permesso di mollare uno schiaffo al mio accompagnatore. Per fortuna che poi sono arrivati gli sbirri. Hanno tenuto pensato Giovanni che era una loro vecchia conoscenza, mentre lei è stato ritenuto uno sprovveduto qualsiasi. Ma signorinetta! Non sono signorina. Signora! Non sono signora. E chi è? Una donna. E Gesù Saccio, ma come vuoi chiamare? Mi chiami Lisa? O meglio, come mi chiamano gli amici, Lisetta. Io va bene, chiamo Lisa, chiamo la testa, ma la chiamo la sannannazza, ma vai sta carità, sei Lisa! Me ne vado, non si preoccupi. Ma tanto ritornerò presto con Luigi, sa? Appena esce. Che parli che mi esce Luigi? Presto. L'avvocato dice che al massimo domani, perché sa, gli hanno concesso la libertà provvisoria. Mi raccomando, non perda il fulano, perché Luigi sa, ci tiene tanto. Lo vuole consegnato personalmente. C'è quello sotto, No. Vuole assolutamente che gli sia consegnato personalmente. Stia attento a non perderlo. Arrivederci, carino. Arrivederci. Zitta voi, pettegola! No, voi non scopate di tutti! Ma che fu? Stanotte hai dormito, zio? Ma che saggio, perché giro non vuole, che saggio? Ma perché non chiamavi? Ti ho dato questa stanza per stare più tranquillo, è vero. Eppure è vero che l'entrata principale è proprio di qua. Ma io e Caterina entriamo sempre dalla porta della sagrestia. Se avessi chiamato, ti avremmo potuto fare un pochettino d'acqua bollita con Lauro. Cosa avete detto? Niente, diceva che ci facciamo un po' di prodotto di scalora. Che c'entra la scalora? Ah, ma è rinfrescato! Voi, come al solito, dovete dire sempre tutte le tacce. Tu Surici. Ma cosa sono questi discorsi? Niente, non ci fare caso, stai sparando, sono un bellino, E anche a me mi sembra una cosa di questi, zio. Guarda, più tardi ci vediamo, così io vado a chiamare il medico. Ah, c'è una lettera della zia. Me l'ha data il postino stamattina. e mia moglie, Sì, e che dici? ma non lo so, è indirizzata a Fossia e... Che legge, non legge, non mi sento buono. Caro marito, con la presenti vengo a darti
salute. E così spero di te. Zio, io la leggo così come è scritta, una per fargliela capire meglio Bossia, e poi non è che mi viene tanto facile improntare la traduzione. Ma certo, ho insegnato un po' di anni. Così spero sentire di te e del nostro amato nuovo padre cappellano. Mi sento a pensieri che tu, per questi festi di carnali ti sei trovato in casa santa, e perciò non ha fatto stramarei e manco altri mali nuovi che ci sono in Capocollo. Caro marito, voglio sapere quando torni al paese, perché avevo un porco maschio malato. Un porco! E sono due! Come Gregario dice, e se sto male ci piglia la gioia, siamo rovinati, perché la figliata me ne butta col male. Che ci vuole la tua presenza, ma se no, tu sei mucale e camisa. A mio nipote santo sacerdote ci va sulla mano con la santa bananazione, e tu, se scagionevole di cuore, ti dico di non ti ammazzare, perché il medico dice che devo fare un male positivo. Zio, e fossi io malato di cuore, e chi sapeva una cosa di questa? Malato sognavo. Un medico dice che quando sogna così a mangiare abbondanti e stare solo, tu, scigliona, senza essere disturbato. Ma che dice Bossia, zio? Col cuore non si scherza! Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Lasciatemi una piccola cosa di mangiare, bella, stai, e ogni tanto si fa chiedere da te. Giorno a giorno mi rimetto, stai un posto che mai. Ma che dice Bossia, zio? Prima di darci da mangiare dobbiamo andare a chiamare il medico! Ma quello medico, non chiameranno più cose. Come si potresti riferire invece alla stanza? Guarda. Tanti saluti a donna Caterina. Grazie. Firma una buona e timorata di Dio. Tutti i tuoi nipoti ti mandano a baciare la mano, e io, che sono la tua consorte, ti abbraccio e medico. Venga a 5 mani. Benissimo. Zio, mi sembra che hai l'occhio un pochettino lucido. Il polso lo sento agitato. Davvero dici? Devi avere un pochettino di febbre, zio. Davvero? Guarda, adesso vado a chiamare il medico, che io non voglio scrupoli, zio. Ma guarda medico, io non so come a passare per questa riforma di esposizione. Guarda, per fortuna ce l'abbiamo qua vicino e la porta accanto. È un medico anziano, zio, che quasi non esercita più, ma è bravo. E se glielo dico io, lui viene sicuramente, zio. Non c'è bisogno, Domenico, non c'è bisogno di stare lì, non sai come a passare questa piccola indisposizione, sempre così mi ha passato. E come ci ha passato, se temo? Un bello piatto di pasta da sta maniera, su, una rovesa senza cottura, che frutta e vino dolce per sempre. Ma santo Dio d'amore, ma stai parlando veramente, zio? Quando uno si sente male, si deve chiamare il medico. No, non stai sparando a chiamatore, sparo se me la stata molti fanno. Ma vai, zio, quando uno si sente male, il medico si deve chiamare, qua è. Abita alla porta accanto. Caterina, andate subito dal medico prima che esce, gli dite se per cortesia può favorire un attimino da me. Non c'è da legge dire un po' meno. E come allora, per scherzo? Non c'è bisogno, Domenico, buono mi sento, buono. Ma quale malato? Guardi, è che sono stato buono. Caterina, e com'è che devo andare a sta vecchiaia? Quasi capace di castonare in sta vecchiaia. Che dire un po' medico? E fai un po' medico. Quando ci vuole una iniezione da fare questa capaciola, un muletto impanato e occupato in panza. Ma insomma, non sto più capendo niente con voi. Santa pace degli angeli. Signora, che dire un po' medico? E fai un po' medico. Non c'è bisogno, non stai dicendo non c'è bisogno. Signora Dio, se non ci chiamassero per un altro. Anzi, quando spazio, lui lo afferisce! Cosa sai qual è? Ora ci chiudiamo tutte cose. Casomai Caterina non dovrebbe trovare il medico in casa. Rimani digiuno fino a domani. Io ci vado al sondomani. Dopodomani. Io ci vado secco come un baccalà. Ma vai, quanto è meraviglioso, ma non si preoccupa. Io non mi preoccupo, cavolo, la voce cosa mi scattano bene, non si alzano meno. Meglio, zio, meglio. Così io mi levo ogni responsabilità.
Vieni qui da l'insalata, precisa. E va bene, zio, se è una cosa da niente noi gli facciamo sapere niente, se invece... Non ho la sapere niente. E va bene, zio, va bene, noi gli facciamo sapere niente. Ora, se appoggiarsi, dopo che viene Caterina, dopo che viene il medico, noi chiudiamo tutto e possiamo riposare tranquilli. Si facciamo una cosa e si faceva una cosa schifo come diceva Bernardino. Ma no, zio, non coincidare. Piuttosto, senta una cosa che può dare pure nemmeno che non ci bisogna per tutto, eh? Ma chi è che deve venire a cercarti qua, zio? Non si può sapere mai si può sapere. Va bene, zio, possiamo non pigliarsi il fresco, stia a casa. Si capa, dimmi una cosa. Sì? Chi c'è la lavatrice? Che ne fai con sia che le vacici? Ma per dirci, chiamo San Marino. Ma santo Dio, ma stai parlando veramente calmo, zio, calmo. Calma, zio. Calma. Io lo faccio che non lo so, ma io... Calma. Calmo. Ciao medico, ha scolleggiato il cellulare ora quando tu vuoi Permesso. che tu fai. Buonasera, dottore. La prego di scusarmi se approfitto della sua bontà. Ma sa, lo zio sta poco bene. Sì, veda, mio zio, fratello della buonanima di mio padre, si trova qui per spiegare certi affari e giusto sapao. Che si passava questo malato, Allora, nella certo. E allora, zio, qua c'è il medico. Dottore, tra le altre cose, mio zio soffre anche di cuore. Questa è una circostanza preoccupante. E allora, come lo capite questo maledetto? Prego, dottore, si accomodi. Grazie. Mi dica. Che accusa lei? Poi io, dottore, c'è cena napoletana. No, dottore, mio zio gli piace sempre scherzare e non si dà mai per perso, è come quello che non si dà mai per vinto. Ma stanotte non ha voluto chiamare per non disturbare, dottore. Ma stamattina l'ho trovato con un pochettino di febbre. Sparlava, aveva certe allucinazioni. Ora vediamo. Che sta facendo, dottore? Che c'è? Che sto curioso? No, niente, ancora niente. Davvero dici? Davvero. Vediamo. Dottore, non cominciamo a nascere strumento, che sono queste cose? Che c'è Zio, non ti preoccupare. Non si preoccupi. Questo è uno stetoscopio, zio. Che me la chiede a scoprire l'atmosfera così nascosto? Calma. Stia calmo. Vai, dottore, non cominciamo, vedete come va tutto il gioco. Ok, che bello, adesso va a vedere, sì. Giusto, dottore. Dottore, che me ne ho potuto scendere, Che cosa ha sofferto prima d'ora? Io, la fammi la puta per Stanchezza, palpitazioni, mancanza di respiro. Dottore, io non soffro per niente, io mi metto a ballare pazzo, non azzucca tanto, ciao, e tutto questo. Accidenti. E magari ora, ci puoi stare di io, dottore. A proposito del ballerino,
stanotte si possono accompagnare e nemmeno come si veniva a coloreare su massimo, bellissimo. E c'erano delle maschere, ma sai, ci fu un cretino, cafone, vestito da negro, ma sa, nella sua caponeria ne fece muovere di presente. A mia essere ubriaco. E un momento i presenti non facevano che guardare a dire. Ma perché, dottore? Cosa faceva? Che faceva? Che prima ballava solo, ferreava come un paloccio. Poi, visti una coppia di nini vestiti alla mattina, impazzivo tutto. Ce lo vuole, andava all'altro vivo, un braccio, e se ne si a ballare quasi. Ma con certe pirouette mi deve credere che era un divertimento a vederlo. Andiamo poi che l'altro vivo non so visto. Dei primi se ne sa ballare, poi lo sa perché ci passava a destra, ce ne va a filmare col braccio e se ne si a saliare con un polare. E dopo e si andava lì già tutti secchi. Poi veramente non saggio come venivo, ma dico che a parare a stare a dire che ci sono i popolari. E chi? Un ballerino non ha neanche reagito. Sì, si capiva maschera, però a dire il vero io non potevo vedere con la faccia. Dottore, cose che succedono. Ma andiamo a noi, dottore, lo zio. Di cosa si tratta, dottore? Veda, a mio avviso il caso, diciamo così, insomma è vero, è più unico che no. Trattasi di tachicardia parossistica in soggetto a sfondo costituzionale neuroeredistico con nome psicosomatiche ansiose depressive. Dal punto di vista cardiologico la diagnosi è la morte. Lei vede, l'anamnesi e il reperto clinico depongono inequivocabilmente per una forma di miocardio renalostosi. Che dissi che lei non è contenta, Pazzeri non andava a ballare più, riposo assoluto. Gliel'ho detto io, dottore, riposo assoluto. Sì. Per intanto però ci dava una bella ripulita pardaia. A domani, dico domani, poi se ne parla. Chi? Che facciamo scherzare, dottore? Io voglio andare a Parigi domani io mi faccio a Paravigna, ma facciamo da rovino, che facciamo scherzare? Per ora pensa a sta vigna che ha la tua. E poi... Dottore, ma cosa va dicendo? Che vai dicendo? Reverendo, guardi che c'è un principio di polmonite. Niente di meno. E se non si cura, le può venire una pleurite, una enterocolite, una nefrite, una peritonite ed altre complicazioni dovute allo stato generale sia dell'apparato digerente E a quello ricevente, dottore. ma che ricevente, stia zitto lei, sia dell'apparato digerente, dicevo, che di quello respiratorio. Homo mutandis. Dottore, ma non fa, sta scherzando? Guardate che ce l'hai mutando io, ah? Caro amico, homo mutandis nel senso che l'uomo muta nella mezz'età e diventa ricettacolo di malanni. Lo sapete come si dice nel nostro idioma? Dopo la cinquantina, un male ogni mattina. Madonna mia! Dottore, almeno, oh dottore,
Meglio, caro amico. Dottore, lei chiama. Ci vuole la scienza. Tutto lo posso mangiare, sì o no? Ora si mangia quello che ci scrivo io. Non si stia a preoccupare che lei si mangia quello che ci scrivo io. Stia tranquillo, lo so che lei vuole mangiare, ma deve avere pazienza. Subito che facciamo di tutto. Guardi, verso, mi raccomando, Immediatamente, dottore, immediatamente. Questo possibile, Ok, arrivederla, e tanto piacere di averla conosciuta. Arrivederla, arrivederla. Grazie. Io ho fame, va bene? non prevediamo! Ma me lo frego, io ho fame, che stai a morire? Ah, sì! Lei fammi! Sì, fame! Adesso ora ci vediamo a Oh, santa madonna! Ma andiamo un attimo, la stai a cavallo! Tanto coglione. Non fai sta di roba. E come ci è un nido di fa? Che ci pare che gioco io a mattina e poi fino a ora chiuso. Non può da ogni. Ma non può da solo, non voglio. Sta in vista. Pure. Ed esce. Io ti cercavo questa non potete tempo e trovate questa maschera maledetta e tu. Stai dietro. Lì. Aspettando. Bello molto! Pace, bene. Zio, stamattina non ho voluto disturbare che era presto. Come ti senti adesso? L'altro giorno mi sentono così. Come si vede che un desiderio Muovolo! io ancora? Come si sente un po', zio? Ma non l'hai dato, quando non l'hai dato, da stamattina. Il burrino ci dà? Ci ho detto il giudino. Antonio Postiglio non c'è più niente. Che vuole dire? Non c'è più niente. È tutta quella grazia di Dio. Gesù, non ti
schiaffo cotto da lavare. E così mangiavo. Ah, mia una punta. Il vostro gatto. Eh sì, e poi è surruiato. Oh, iatto. A di essere proprio iatto. Ma vi ho detto 1001 volta, santa donna che siete, che il gatto la sera lo dovete chiudere fuori. Intanto è una cosa accanto a bocca all'acqua, che stai morendo da fame. Quanto costa? Cosa avete detto? Niente, diceva che ci rostiamo una costa. Che fare quella cosa? Un chilo ci vuole, un chilo ci vuole. Ma vai, a quanto è spettacoloso ossia zio. Ma non si preoccupi. Più tardi quando viene il medico vediamo se ci possiamo dare 2 biscotti. Non capisco. Meno male che io mi togno dovessi, ma per dire mi fare un umore di fame. E come dice ossia zio? No, niente, dico, per dire che mi aveva a mangiare l'osso, ma c'ho 10 anni. E pazienza, ancora qualche giorno zio. Che più tardi viene il vice cappellano e ossia se l'avete con lui. Oh, che fare con il vice cappellano? Ma guarda, quello che devi fare col vice cappellano è una sorpresa che sono sicuro che a te farà tanto piacere. Caterina, Sì. la mia donna di casa dove è? E a che faccio io a casa? Veramente, con questa confusione che c'è stata. Dai, sopra il letto, sopra il letto. E giusto sul letto di mio zio. Ieri c'è stata via da lungo ponte. Sta facendo dare l'anno di diavolo. E spatte come moriati? Ragazzi, quanto ci non fiate. Venite qua, sta vicino spolverata. Sì. E aprite che stanno suonando. Oh, facete questo, facete stavo, facete causa, e questo mi va bene, Zio, sta firma, gli aveva poco di tempo che non è più lei. Prima non apriva bocca, non diceva una parola. Ma ora è un paio di giorni che non si può più parlare con lei. Santa fede. Signor Palazzo, campagna c'è uno che cerca possia. La mia! Sì. Non ci sono, dice che non ci Ma sono. zio, cosa sappiamo noi chi è che viene a cercarti? No, non è stato riposo. Certo, riposo assoluto. E allora non ci sono per lui. Caterina, andate a dire a questo tizio che lo zio non c'è. Ma come può dire che non c'è? Ci dici che non c'è tu. Vuole dire che non c'è, lo zio non c'è. Ma che sei mano come va? Non è più casa. Caterina, non vi permetto di oltrepassare la misura. Decidici a suo tizio che lo zio non c'è, è fuori. E chiamascio di Dio. Lui ha una faccia tutta longhezza per far scantare. Dici che sogno fuori, Ma che non c'è tu. zio, che cos'hai che piace di questa maniera? Mi dice la dire via. Io appena nasco, ma stai facendo un po'. Dici che non c'è tu. Ma no, zio, fermo, zio, fermo. Fermo che qualcosa di grave ci piglia! Ah, copriti zio! Copriti! E Seuca! Buongiorno a lei, caro signore! Buongiorno! Sono Inchiove! Ma sei Inchiove? Scusate, lei chi è? In che cosa posso servire? È molto manna! Che fa, lo sapi? No, non lo so. Solo le sue. Ma scusate, lei chi è? Ce la posso fotografare? Io sarebbe quella persona. Qualamente ci parlò ieri la signorina Lisa. Chi è sta signorina Lisa? Quella del fazzolettone profumato. Il fazzoletto. E quella del vasone prolungato. Ma sto cascando dalle nuvole. E c'è pure una carta che sono magari. Ma, insomma, chi è che ha parlato con me? Ma scusate, non è vostra signoria Cupace e Parico Palazzotto? Io sono. E dunque, per caso, non si procurava che io avessi rimasto in carcere, E invece c'è un po'. Ma signoria infame pensare. Ora ha chiesto sa quanto su meno, e invece no.
Io sogno che potremmo organizzare questo non è una statua la notte. E così, l'altra notte. Quale notte? Io capo là, ma signoria, sto consigliando con l'avvocato e chi ci disse? Stava a negare uno da tutti. D'accordo. Dicevo signoria, avete il pelo. Tu dove hai dato? E io muoio. Ma io sono voluto iniziare a cena non ancora più. Abbastano... Come ne Inesa. Azzon, sei piccolo, la signoria mi capisci? Guarda, ci deve essere sicuramente un equivoco. Guardasse che qua è equivoco. Non ce n'è. Ma insomma, ma si può sapere chi è che ha parlato con me? Si può sapere chi siete? Che cosa volete? Sento quanto corto. Ce lo ammetto io. Io sono quello dello schiaffo. Da tompolata. Lo schiaffo, tempulata. O cucino tutto. Cassa suave, a fianchi l'aucia turca niura. Sarà tutto quello che dite voi, figliuolo, ma io non ci sto capendo più niente. Figliuolo ti chiamo. Collega mi hai chiamato. Ma vedi stato? A parlare insieme. Io lo sapevo, oggi sono detto qua. Ma ci ha fatto tornare io. Ma cosa sapevo io ieri? Se signora, ma signoria. Quando parlo con Lisa. Lisa. A toccare ora. A mezzo. Ma sto uscendo pazzo sto uscendo. Allora signoria, ci togli l'altra mano. Che era allasciata e che non era insieme. Ma dove è stato questo fatto? Quando è stato? A era notte. Oh milioni. Basta! All'inizio sta bocca! Un prete al veglione pubblico! E a dove si ammoglia un pasto mago? Sentite amico, finora io ti ho fatto parlare perché non ero al corrente della cosa, ma adesso sapete cosa vi dico? Che avete sbagliato genere, numero e pure il caso e ve ne potete andare da dove siete venuto. Ma vai. Sì, Io perché non mi scoglio? Ma non sto a bagnone. Anzi, io mi ma vedete che razza di persona! Mi dispiace non fossi ho dato un tasto con Mileno. Amico, qua avevo malati! Ma questo io mi sono papà! C'è a dire a suo figlio che sbagliavo tutto! E ora se non vuole fare succedere un scalo! Ma sbatti la cipollina, tu un polare, tipo dell'acqua della cina! Io lo dico può bene! Può bene la chiesa e può bene da tutti con la chiesa! Può bene saltare! Una poco mangiato da carta quando vede a faccenda sapore! A nunca è ora! Ma se è poco da così, mi sa no! Se non va a un visco e finisce a pasta la tarda. Ma insomma, ve ne potete andare dove volete, basta che ve ne andate. Quando uscite di qua potete andare pure dal Papa, sia lodato ogni momento. Non capisco se no, ha ragionato, non è meglio che non ci va. Bravo! Mi piace con vostra signoria, ma domani notte un sentimento c'ha ragione. Io invece la faccenda si può passare. Con il mio tempo lo scudo a famiglia. Io ho 48 ore domani. E alle puntate per la vita che fare con Don Luigi Scaglione. Se va a stancare per 15 anni. E pure fuori.
Aria detta non ha paura di suona. Non riesco a mai faccio, va, capisci? Ma calmo, zio, calmo. Capivo una mecanto e stanno insomma di cagare da casa. Oh no, marito, ma che ci succede? Ma no, zia, non ti preoccupare che niente. No, niente, io sono dei telegramma che mi sono portati in giro. Ma no, zia, il telegramma te l'ho fatto fare io per farti venire quando mi levavo ogni responsabilità, zia. Vecchio, c'è tutti della picchiare d'olio. No, non ti scugnare il chiudo sotto la luna. Ma nulla, ci succedono tutti i male saputi. Che un euro. Ma qui è a letto, zia. Oh no, Pietro, non giochi. Zio! Zio! Ma cosa fai sotto il letto, zio? Ma cosa fai sotto il letto? Gioia, che ti succede? Lavoro davvero. Come ti senti? Come ti senti? Oh mamma. Ciao. Ma dimmi una cosa. Ma che picchiaste questo? Ma che faciste sciarizia? E c'è. Diamo la via a procurare. Ci mancai dal lato io gli difficili stravizi. Ma dove non sta a ballare? Ma no, zia! Noi alle 8 eravamo coricati. È stato forse qualche indigestione. Certo, perché quando la chimera non consolla, i tu stravedi, non incasca un canale, vero? In chi sta la zappobbia? Giusto, dicevo vostro della vita. Lontano dalla casa e della morte, mangia, vieni e fa magari imbrocchi. Lasciamo stare, magari non vedo niente di un medico. Che dice tutto? Guarda, il medico ha fatto la sua diagnosi, zia. E chi è che non c'ha stesso c'ha dice? Che cosa? La diagnosi. Ma no, zia, la diagnosi vuol dire che il medico ha detto quello che il malato ha. Ah, sì, sì. Ah, che letto sconsigliato di anni. Non so stare che buoni. Lascia! Buoni! Deve stare attecchita. Ah, sì. E qui sto suscioni. Avanza, avanza, non muscia. Nulla, sta panza. Ah, sì. Come ci muscioni. Che ci vuole un dottore. Sta panza non mi posso fare. Lasciami stare, non mi sbandolare. Capite che stare sudando freddo, capite? Ditemi una cosa quanto sciù, fammi una cosa. Fammi una cosa quanto sciù. Oh, che stazza che fai. Che non ci unissi? Io non ci unissi, Io un foulard di donna. Te sa che è sta donna? Ma io non zio da bagno. Oh zio, una morte non so stare. Solo non so stare. Sì. Sì, però, spiegate. Che non posso tenere più, Chi ha come marito? Zia? Sì. Deve avere un attimino di bontà e mi devi lasciare da solo con lo zio. Chi è lo zio Sampieri? Sì, giusto dicevo sì, zia. Ma il fatto è che lo zio si vuole confessare. Oh mamma! Si vuole confessare! Oh mamma, allora cosa caglia? Oh no, perché la vuole confessare? Oh, cioè, come sta sbagliando? Marito si vuole confessare, come sto dentro, non ne voglio No, zia! Rispettiamo la volontà del morituro. Sì, gli dato Falignani. Va, andiamo, zia. Oh no, non te ne No, zia! non te ne ammarazza!
vado a sta dittatura tutta che non posso tenere più. Ma la lira è pure già sai, basta che me lo vado. Questa maschera maledetta guardami. Stai bene. Come va? Come va il nostro caro ammalato? Come va? Tu che puoi nascere dal camicia, Come dice lei? No, niente, dico capelli, sbagliò la malattia. Io non faccio buono buono, se non sbagliamo magari carriera. Capisco. Lei è smanioso. Ma non si agiti, egregiamente. E mi dà su. Sì, dottore, giù. Signor Palazzo, lei vuole scherzare? Un neocappellano. Chiamato. Fuori la lingua. Più fuori. Ancora? Dottore, ma stai scannaluzzando, dottore! Sì, ma io devo osservare. Non posso usare il cellulare. Non si agiti, le dico. Lei la lingua ce l'ha molto sporca. Ma che ora ci facciamo scopare? Dottore, a me desidera, c'è cosa? Sì. Guardi, avete provveduto a fare quanto vi chiedo? Certamente, tutto dottore. 2 litri di acqua saponata. 2 litri. Strano, Ah, mucca fissa, tutto così, dai. stranissimo. La lingua è più caduta di prima. I battiti sono qui, pensa. E l'ammalato non c'è una milione. Ma dottore, non è meglio se lo buchiamo? No, assolutamente no. Dato la condizione del cuore, da può venire un collasso. Bisogna insistere con il lavaggio. 2 litri di acqua saponata ogni 2 ore fino a stasera. Oh, che canapuzza, era un carretto di spazzatura. Che mi pare che tu non accompagnatura, ma no, Ma no, sì, ma non ti preoccupare, ma che ci pensiamo noi? mi la fare non morire prima. Ma è molto agitato, dico, non è che sta pigliando da questo momento. Io sappia no, dottore. Come? Non mi dobbiamo chiedere. Dai, morto su pedani. Come mio marito? Dottore, le presento mia zia, signora Palazzotto. Piacere, signora. E io non ci stai sul tema nessun piacere. Ma zia! E quando vedo che non vedi in casa che si prova a piacere, Veramente. Non ha tutti i ce lo torti. porto dall'antichi. Grazie, dai, è bene ogni momento. Medici, medicini e Camposanto. Dottore, e non ci faccia caso, mia zia è anche lei un pochettino all'antica e predica sempre proverbi. Sì. Già, la signora è anche preoccupata. Non si preoccupi, signore. Non è niente. Un po' di riposo e tutto passa, stia tranquilla. A concorrere a piace, medici. Mari tu come ti senti? Corriere dell'anima. Tutto ribaltato, tutta faccia come mi senti. Però, vedete, ho l'impressione che il soggetto, cioè il signor Palazzotto, sia di natura sclerotica. E in questo caso specifico, gli dobbiamo far fare gli esami. Dai, e che viene alla scuola? Scuola? Che scuola, signora? A me niente la scuola. Ma no, dottore, mia zia intendeva dire alla scuola. Zia, il medico dice che gli dobbiamo far fare gli esami del sangue, delle urina, eccetera, eccetera. No, chi ti deve eccetera no, non mi fa. Senti, se il dottore dice che per fare l'esame ti fai dalle eccetera e poi un pochino di circo. Pazienza, dottore, che ci vuole fare? Già, capisco. Mi preoccupa di più, dottore, il sospetto dell'arteriosclerosi. Ah, Dio non vuole.
Se così fosse, basta che le posso dire un leggero eccesso a un pranzo che potrebbe rimanere lì secco. Ma che dici, dottore? Che dici? Oh, santa pace. Dottore, non facevo come fa lo morto antico. Lo vedo custodi e pazzetti, io ho malato tante valetti. Ma zia, non ti preoccupare, che niente. E ecco. E allora, perché vi facciate andare qui? Mi è bruciato, una cucchiere d'olio. Guardate tutta faccia come la quella. Oh, ricordate da mucchiere. Io l'occhio abbandonare. Una sappellina, la cucca ciucciuliata. Cari. Ma che dici, zia? Cosa dici? Non si preoccupi signora, che non è niente, le dico. Morto antico, non scaccia mai. Se tuo marito si vuole confessare, ho presto tanto, sto mollo io a lassare. Dottore, quando mi sono a confessare, l'unico che me sono a sgruppare. E c'è l'anno, dottore, del cielo, e c'è! Calma. C'è permesso? Oh, pronto? A quanto pare le dotture del paese. Piacere, buona Maria Antonio, levatrice. Signora? Oh signora, scusi. Signora da Gioppote. Briscola, Oh padre, finalmente la conosco. Io sono la nuova levatrice del paese, sostituisco a donna Petrina. Io sono venuta qua prima di tutto per farvi conoscere e poi vi ci faccio dire giuntissi alle buonanime infelici pari di me. Ma quando non è capace, ci vuoi una specie di sculpo dodo. Che prima mi disse chi ero sacrestano. Ma chi è questa persona che avete trovato qua? Io non ne so niente di queste premesse. Ah, il Bruccai! E chi è malato? E chi le conosci? Lasciate stare mio zio! Suo zio è... Guarda, morì una cosa che mi dai! Guarda, dottore! Aiutateci! Mettici capi! Scusami! Non voglio soddisfare! Non devo faccio, signore? Ma che c'è scodolietto? Aspettate, Oh mamma, sto morendo. Oh dottore, per favore, che ho scaccio. Perché tu ci sta costando, ci devono lavorare. Ma che volete voi? Ma volete che sulla montagna devo allungare tutta? non si preoccupi e vi prego di lasciarlo tranquillo, non gli togliete l'aria. Giusto dice dottore, non ce l'avamo l'aria, si è malato. Dico, lei che è levatrice. Che posso fare? Comincia a scostarsi per prima. Dove sta andando? E a chi la sta licenziando? Uomo stai licenziando. Mamma, dottore! Me ne vado in questo momento perché c'è confusione. E poi ritorno. Oh mamma! Grazie ci vedo. Io signora. Ancora alla mensura. che parla per te? Che Che ti parla? faccio dire giuntissi alle buonanime delle giunte. Signora, l'ho pregato, più tardi viene in chiesa e lì mi ordina tutto quello che vuole. Adesso non gli posso dare ascolto. Basta! Volete stare? Vieni da quanto se la teneva! Volete stare?
addirittura non facendo fa dottore, ma mani in corno? Veramente riccaretto, Sì, quello è picceretta. La moneta, la moneta. Mi pare che non ci piace, non ci posso mangiare. Un paese so, trasformatissimi parenti tutti, telegrafateci ore funerali, nepoti tutte e due la Oggi! Hanno scappato un calumore, stile pudenda, lo so, zio! Trasportirici che vuole fare un sacramento! Decideci! Decideci che se ne vuole! Decideci! Giusto, dice il morto da dai! Non si sa come nasce, che uno ne capisce, ma non si sa come capisce! Finisce il giro, che porco, non sta di giuro, stava facendo male alla mazzavera, è dura, io, pure stavo il letto fatto da ferro, e uno dopo, da mano andare, e poi sta la manzia, Ma non zio, non ti permette di dire queste cose! Ma non ce la faccio! Ma io già lo so! non è serio, Fasio, e la pace va rubato! Fora, basta via! Questa cosa è sopra mia! Fora, cara! Sì o non si malato? Certo che sono malato, ora con congiuro forse non sento bene. Ma sa fino ancora ne fa rumore di scarico. Oh mamma mia. Andiamo di tedesca, che cantiamo tutto mano. Ragiona, perché cari cose sono neuri. Ma state muta voi, non mi sento bene. Che forse zio? Vi prego di lasciarmi da solo con lui. Lo zio si vuole confessare. Iepa, confessa la cosa, che non viene consigliaria, a nunca, o bello te ne vai, con tutte le scarpe e i cosetti. Che bello, quanto è fumoso, mi stava a confessare. E chi è? Non ci vuol dire che te che faccia il facciotto. Ma cavenate, che ci tirate sempre bruciato, non vanno più pescati. Tanto io stai pianificando come cucco. Ma zio, ma così vuole essere confessato davvero? Sì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, con la pace dell'anima che è una sola, con lo spirito privo di ogni turbamento come si addice alla circostanza, cosa dice buon figlio? Lo sa. E vabbè, possiamo decisi a prestare. Io confesso a Dio Padre Onnipotente. Io confesso, Dio Padre Onnipotente, quindi che su te come Dio è la ciuscia. Va bene, ma possiate ripetere quello che dico io.
io confesso a Dio Padre Onnipotente. Signore, io ti confesso a Dio Padre Onnipotente, vedi che sono stata come te e hai vestito un turco. Oh santo Dio, abbi pazienza, devi dire le parole che dico io. Alla Beata Maria sempre Vergine. Il Signore sempre Vergine, ma a casa non nascondiamo ma roba non fatta fuoco. Ma santo Dio, ma stai delirando veramente, zio? Si calmi, si distenda, zio. Sì, ma calma, ma stannico, ma non la sentire a mia. Ma dopo, zio, dopo, attendiamo i nostri doveri di cristiani. Zio, mi senti, zio? Sì, lo sento, ma tu la sentire a mia, e non sono un sacco come stuaco tutta lontana volta, capisci tu che non sono un sacco? A voi sia. Guida. E che significa questo? Io ho vestito tutto, capisci? Alla voce sera, quando tu andasti e tu toccasti, io andai, un libro che ho fatto poco, ma fattai sto vestito, e mi andai un milione per allenare una picca. Venia che mi imbriagai, e combinai un macello. Ma allora, il malandrino, la signorina Lisa, il fazzoletto inquestatore, ma perché ce li ha ancora lì quei vestiti e non si è messo i suoi vestiti, zio? E allora perché hai fatto malato? Perché chi tu che vedessi i robbi, gli miei, e chiuso, io non avevo pure, e io ho una mula completamente, capite? E hai fatto malato per questo motivo. Santo Dio, che tragedia! Ho capito tutto. Caterina, mi dovete fare una cortesia. Oh saggio, cioè siamo la carrozza di morto. Caterina, non ve ne abusate adesso. E perché? Io non perché state abusando di me, Capisco, Caterina, tutto quello che è successo, ma adesso mi dovete fare una cortesia. Dovete mettere le ali ai piedi. No, c'è lei. E che c'è fare con l'altro? Andate. Dai. Prendete questo fagotto. Andate, zio, dove abita questo che affitta i costumi? Usare. Lo sapete? Tanto meglio. Andate là e vi fate dare i vestiti di mio zio. Di corsa, per favore. Ci stai viendo. Finalmente sta finendo. Zio, sai che faccio io? Io vado di là e vado a intrattenere la zia. Prima che viene Caterina. E come facciamo qua? E allora, ragazzo da confessare? Eh sì, zia, dopo la confessione si è verificato il miracolo. Guarito completamente. No, davvero lo dici? Giorgio, come sei? La poliziasca coscienza? L'arma della sgroppasti? Peggio, ora per subito, ti picchi roba e ne andiamo a casa. Ma no, zia! Ora subito no! Il miracolo va bene! Ma un miracolo va bene! Ma un po' debole è rimasto! Ma come va a fare quando ne mannaggi? Un miracolo! Domani per andare, zia! Domani? Domani! Guarda che faccio! No, lo sai che fai, zia? Adesso, visto che c'è stato il miracolo, e ti conviene andare in chiesa e pregare la Madonna, perché questo un miracolo grande è stato. Ma lo sai che non ci aveva fatto senso? Subito, e pietto in terra con la lingua sciacquicura. E poi quando andiamo paesi, un viso in segretanza. Io, ero un arredamento, mi dicevo 5 pasticcette di rosario, tutti insieme. Sì. Dopo che fai la chiesa, non ti serviva, dammi i soldi e ci fa compensare non potete dare. I soldi, e quanto da fare? Dammi 100 lire. Tieni, zia, tieni. Ah, dimmi perché me ne danno tu. Piglia i soldi. No, zia, ce l'ha chiusa nell'armadio Caterina. Pigliava chiavi e pigliava giacca. Dai, apri. Forza Caterina e avete pure Va bene. Voglio dire, ti posso fare tutto un altro. Sempre stato, raccomando, non tomavo il letto. Che se non caricate la luciona, io ti volevo arrestare, vedo una carusa. Ciao, Pedro. E tu stai attenta, perché sto molaccione pauso, raccomando. Oh zio, la colpa è so! Una volta che mi sconturai
c'era come da cima, ma poi c'era due culi. E certo, così non è potuato e non aveva più per il zio. Non bevo, tu, solo acqua bevo. Niente che posso tenere per dove. Sì, lui non mi fa male. Come cani? Ma no, disgraziato, ma solo. E poi si decide che sogno stonata, che sogno vecchia, che sogno caccia, disgraziato. Che bambino fanno? Non hai visto? Che mi ascoltai? Guarda poi, Ieri era Benedette. Ah, come la Benedetta? Dici che souvenir e vale subito. Come fatto giù i soldi? Come non fatto giù? Oh, ma non credo perché sono con moneta. 10 euro. Guarda che fai una cosa? Fai una cosa. Comincia a pregare a qualche santo. E vedi che tu non puoi fare, che tu sei imparentato. Zio, e se ce lo dà come lo consegna, e allora sì che sarebbe un grande miracolo. Anzi, guarda che fai, zio. Vieni a dirmi con mia, sì. Scusami come mi stanno caro con i soldi. Scusami, tu sei sempre partito da questa un'altra cosa. E se mentre non viene la zia, come facciamo? Non ti preoccupare, non potevo mancare, tu pronto. Zia, no. Amore, dai, non possiamo fare più grande, sebbene per motieri, se decide che meno così, lo portavo un nuovisco, non mi fa bene qui, d'accordo? Ostia, vi, che chi un po' calurato. E lei non la sgroppare, No, Caterina, qua peccato non ce n'è, non ce n'è. Andiamo, zio, andiamo prima del portafoglio non troviamo più. Ma c'è credo tu, che te quantavo questo mio coccato, ma pare che sono ancora più montato. Peccato, ma no, tu pure a dire, e c'era peccato se era solo proprio, lo schifoso c'è una tazza colpa del dato in testa, e è colpa di corriente, amo che facesse un rio. Signore Dio, chi tu ha fatto succedere, e chi tu va succedere ancora non si sa. Poi andiamo ora poi ho fatto tanto questa lei. Benissimo, non esci io. Esci io, Dio, signor Palazzotto, abbiamo un appellano. Oh. Esci tu. Che significa esci? Oh, dottore, dico io. Dottore che non conosci malattie. Siamo d'accordo? Ma io, che non capisci nemmeno a me, che parlo questo lingola come un'acqua giugiana, io non saccio. Quello che dici tu capisci. Non capisci come un malato in capottata può tenersi. Ma quale malato? Buono e chi più buono? E che sto stato buono? Perché lo so mangiato? A Don Po la carogna, all'aucia sera, sabbia un panza, un piatto di spaghetti con sugo così. A poi un calascione di maledetto, una rola sosicca. E poi per passare la bucca si mangiava un ciuciolo tanto con tutta la scoccia. Quanto? Tanto! Io resto all'orchino. Ma siamo sicuri che quello che decidi non è uno scherzo? Oh, io e donna, ossia, che te lo mi bucca. Non mi sogno, non è mai nisciuto. Mia mamma mi insegnò che c'è te che tu non hai la tua Dio, capito? Quindi vuoi dire che il signor Palazzotto non è ammalato? Ma quale malato? Dico, ha fatto malato, perché non aveva i soldi. All'aucia sera c'era stato un tipo dell'affittato, ha visto? Ieri a nuda e si è sentito letto malato. L'ammalato non è ammalato. E donna, dottore, ma dico io, ossia, sbagliavo in carriera. L'assaggio c'erano tante mestieri. In un caso non stiamo a fare studi facenti. Le medicine, le pillole. Niente, tutto cose un to facendo. Quindi, Facesso, vai! dato che non c'è noi.
Ma quando torna, voglio visitare. Ce l'hai o non ce l'hai il suo pericolo? Ah, patronissimo! Sì, mi sono fatto salare. Madonna, assolutamente. No, te! Sono il suo medico curante e non posso essermi sbagliato. Lui è affetto da una miocardio coronario sclerosi, diffusa a tutto il miocardio, con grave compromissione di tutto il sistema di conduzione ventricolare. Il tutto complicato da uno scompenso di tipo respiratore, quel che si suol dire in latino cor pulmonale, con un volumen cordus acutum. Avete capito? Magari per quello che mi stanno facendo una tanta usciata. Capite che vi sentite malata siete? Malata siete? Sì. Avanza. Avanza, muscio, sì, E ora vi faccio un castello. no, facciamoci la muscia solo, per favore. Cosa deve cercare? C'è permesso? Poi è ora, suppavo una staucia stamattina, mi paga la casa del giudice. Il cappellano dove si trova? Un cappellano cerca lei. Ma c'è nessuno. Bene, vuol dire che l'aspetterò qua. Mamma mia! Cose che non hai visto mai! Oh, quante scurezze! Ma cara puntina da murata! Oh, schifo! Signori! Ma se levate come vita, questo pieno cappellano qua, scomunica tutta Mi scomunica, ma tanto piacere. come tanto piacere! Ma io faccio sta uscita! Chiamacio di Dio! Mamma mia, quante creatura! Signori! L'hanno a bruciare, poveretta! Che mi pare un tutt'uno curato un po' poco! Signorina! Non si può! E io fumo. Se vi disturba, lasciatemi sola. Che bella musica! Signorina! No. E io fumo. Le ripeto che se le disturba, mi può lasciare sola. Se ne vada. Ora, ma dimentico, cazzo mio! Aver ripeto che faccio cappellano. E poi, non ricordo che dei partiti, quando era picciotta, e ci sono, che Santa Reggio non sa lei, Dai, e che bella! Cavare un favore che ti presta! Oh, guarda, mi pare! Che qui è questo? E tu stai a montagna? E che ti chiudi a fuoco con un cippello? Poi è stato passato a mezzoletto. E che sai lui è? A una ora ci capisco. Diamo una casa di fumo. Invece che a te sono un cappellano. A me lo potevo cappellare. E a me lo potevo fare che c'è il tastiero della scassa. Oh, allora si cappellare a toccare. Ma chi è moza? Ah, quale moda? Ti stai a una lingua vagana scioglierti con una scanzella. Ma cosa state a guardare? Così stupite? Vi sembra forse una delle 7 meraviglie? No, aspetta, a me mi pare che mi scisto tu cibo e pesci. E ti scocciaste un coniglietto per ti stimbaggio. Bella penca, poi! Latte, chi è sto latte? E che sai, lo sarà la cattivo di trapa. Ma voi la capiscina? Ma faccio, così la prima volta hai capito. Voi che siete? Tenete di me ne può partire? Non vi capisco. Non mi capisci? E a che pare sei nera? Che sta a confessare, tu faccio cappellano. Al contrario,
È il cappellano che si deve confessare con me. Oh mamma! E chi è sta cosa? Mi pare che chi stai a uscire vedo scordato. Dunque, chi è sto fatto che meno pute sapesse a confessare con voi? Vuole dire che abbiamo avuto certi rapporti e di conseguenza si deve confessare. Lei che faccio Gesù Giuseppe e Maria, di rubare scritto di verigli in parecchiaia. È una pareonna, ma lo diavolo c'è in questa casa. Lo diavolo c'è. A mia non mi persuade sta facendo. Sta cosa mi fa feto di bruscato. Io sto aspettando il cappellano perché devo chiarire certe faccende, come il fatto del fazzoletto. Un fazzoletto? Già, proprio quello. Stava un novato resto questo. Ma sto fazzoletto qua, che sto ieri? Sì, è questo. È mio. Ah, vuoi ieri? Sì, è mio. Ora ne rubiamo la tenda. Ma lasci, dicetemi una cosa. Com'è che sto fazzoletto si trova qua? Com'è che si trova qua sto fazzoletto? L'ho voluto a viva forza l'altra sera al veglione di carnevale. Ho veglione di carnevale? Suo nipote era al veglione di carnevale. Me ne potuto partire a tuo veglione di carnevale? Sì. Non ci credo! Suo nipote stava al veglione di carnevale. Anzi, le dirò di più. È stato vestito in maschera, sa, di turco. Oh mamma! Oh, Pietro, avete che me ne puti? Io ho un prete di quelli religiosi! Che maschera me ne Un prete di quelli religiosi! Suo nipote è un vizioso qualunque che l'altra sera al veglione mi ha baciato a viva forza, mi ha strappato il vestito e ha voluto come pegno d'amore il mio fazzoletto. Maria Santissima, ma che si te faccia? Suo nipote era ubriaco fradicio. Oh, ma da come parlata, perché faccia da cacchincia ci siete voi e tutta la vostra strippa! Anzi, state qua, gli avete pinne del cacchincia, perché non voglio, come la potete? Io non voglio persone strane quando parlo di miei parenti. Nate vinni, ya sapete che vi dico? Nate vinni che voi sedete, se non volete ne uscirà a figuruna. Io di qua non mi muovo. Prima perché aspetto il cappellano, dobbiamo chiarire molte cose. E poi perché aspetto il mio Luigi. Ah, Luigi aspetti! Adarina! Ma date una mano aiuto, mettiamo fuori a sta cosa! Avanti, voi la pigliate la testa che la piglio di piedi! Non vi arrischiate a mettermi un dito addosso, eh? Lo dico a Luigi! Mira, ma non glielo a Luigi! Ma non glielo a Luigi! Cosa fate con voi? Oh mamma! Dai, lascia No, dici un po', tutto qua! una cucina di tutto Ah, ci sta buono! Milla, però potuto partire, ma che se la fa con la bagascia? Oh, sentitemi una cosa, potete andarsi rotola, o sono potuto partire, non ci c'entra, né per picco né manco per Se non c'entra meno buti, qui è che c'entra? Ma gli già parlava di Pasino, e mio marito non è Pasino. Come si fa? questa è una materia comunitaria. Tanta scantare che la spogionia la macchetta. La respira che non è vita di te. Non ti scantare, sei una ricoglio. Come sa ricoglio non ci ti gridai. Che ce l'ha rigettato. Zia, è così qua, Sì, No, non vai da farla giocare, ci sono un po' da città. vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Che pensi? Antoritta, c'era una femmina, tutta botturata. Per me paria, mi ha stampata in tre cuttelli di carretti. Mira, a sparare tanta bocca.
gli gettava fuoco di nasca che variava parecchi liberi. Aspetta, io sai come te mia, non succedeva, ti sappiamo tanto. Dice che tu, la uscissira, ti nannasco pigliuri. Io? Tu, a sconcicasti, ci sciazzaste la vestina, ti abbaciasti. Dunque, vieni qua, come sta cosa? Almeno, perché se chi che penso, chi è chi che fossi è. A sta ora mi devo vedere questo! A Tozia ci può fare la lista cantare! A tu Ma chi era? Quello del fazzolettone, zia? Sì, quella del fazzolettone. Oh, carissima zia! Vedi, questi sono una famiglia di malviventi. In da chi da spostarsi? Si hanno messo in testa che mi devono dare fastidio. Si misero in testa che mi vogliono spallare sopra. Mi hanno pure minacciato che se ne vanno dal vescovo, zia. Ma davvero? Sul serio, zia. E allora fazzoletto, come no a fare diventato tonica? No. Ma zia, la chiesa non è la casa di tutti. Entrano persone di tutte le maniere. E chissà com'è stato. Avranno visto questa donna che è attaccata da qualche parte e ci misero un tasacchetta. Fazzoletto. Ma, c'è un vita che ferma. Potesse pure essere. Casa te? Lo quarantano zucchero tiene tuo marito. Sgraziato. L'uomo di Mattia. Attaccate con la corda in stare. Ten cavappeti. Ten cavappeti. Fate mantallo che non va a dare a usare bene. Ma no, zia, non ti preoccupare. Ormai tutto è finito, il miracolo è completo. Sia lodato e ringraziato nel cuore di Gesù. Ah, sì. Sia lodato e ringraziato. Sempre. E non ti muovere, che andavo su miracolo ragno, dice così. Giusto? Aspetta del gioco e non ti muovere. E non ti muovere. Come per dire che annesce di una cosa. Che può fare? Una regata? Che vuole stare sola? E come andare marito? No, non ti scantare che non resto sola, che manco io. Ma niente, zia, ormai tutto è finito. Quello che è stato e non se ne parla più. Il miracolo è completato. Sia ringraziato il cuore di Gesù. Sempre sia ringraziato, sempre. E facciamo magari un ringraziamento scomunicato. Ma adesso come facciamo Madonna? Tutti due, zio. Gesù Cristo e la Madonna. Ah, questo figlio, questo è un pezzo di sporcato, non ha mai caputo niente. Niente ha caputo. E dare poi, tu solo non ci ne esci più. T'attacco con lo capezzone, t'attacco, all'anca a me. Disgraziato. E questo sempre mi l'ha tenuto capezzoni. Che rozzato capezzoni. Sì, ma tu dissi, e poi non ti sto più. All'anca la scappa. Disgraziato. Basta, va. Anch'io. Basta, andiamo in l'uomo nel momento che mi succede che no come adesso andiamo. Ma no, zio. Ormai ve ne andate domani. Stasera prendiamo tutti insieme, zio. Ma dopo che capito certo numeri e me che non mi spagno. Vedi numeri, vedi che faccio. Ma se c'è un cielo che pare sterato, sciacquato, gli è lavato, i numeri. Presto, caso. Chi? A madama, un pezzo di delinquente. Ora, i vecchi sono, come zio, andate di là. Io cercherò di convincerli ad andare via. Andiamo lì. No, fermo un momento. Andate a venire da panna, che sta una faccenda che mi l'ha spiegare io. Oh, detto che c'è? Io sono il zio di miei nipoti, io è un figlio di miei frati e non è giusto calpestare l'onorabilità di un prete. È giusto? Passate a venire da panna. Stanno facendo, Forza, andate a venire, e andate a venire, che cavolo basta, finiamola! Oh! No, pure vada, senza me lasciarti per il mio, ma se non la facciamo, è vera natura adesso. Zio, possiamo accedarsi tutto quello che vogliono, basta che se ne vengono, zio. Tutto quello che vogliono, passate di là, anzi, che capanna passate. Ah, se ci fu pure un non te ne quanta stanza, e non ne zio, tutto quello che vogliono. È una cosa che non la finirò. Fanevola ora, va, fanevola. I balancini!
non si è morto, sono una carogna. Io è presto dato, non conciamo passare. Io allora ti scieppa a destra e ma piccio per giorno, non do geletto. E come faccio senza pantaloni? Io dice su una cosa. Ma vada pure io, davvero! Oh no, per favore! Zia, cosa è successo? Zia! No, venera, buono Tullio, buono, che si lava, tutto. Ora tu non sei padrone, ma senti me. Ma che succede? Ma basta! Basta! Adesso chiama la dottori! Oh mamma no! Non ne posso più! Non ne posso più!